Terz'ultima giornata di Sanoto Crociera per la conquista del campionato promozione 2024-2025. Il Giarra affronta il Nicosia, terzo in classifica e con ancora residue speranze di giocare i playoff. Il rivale Camarat è invece ospite del Gemini per un derby ad alta tensione. Per superare l'ostacolo odierno, il Mister Catania opta per un 3-5-2 ibrido e ritrova in attacco Mongelli, che non giocava titolare per infortunio dal 26 gennaio. Accanto a lui giocano più in forma, ovvero Sinate e Tornitore, con quest'ultimo più defilato e retrato sulla fascia sinistra almeno in partenza. In difesa davanti a Tomaseri si rivede Giuffrida, che non partiva dal primo minuto dal 2 febbraio, con Spampinata e Giama. A centrocampo squalificato Strano, sulla destra di Lopez, Bozzanga regista con Gagliardo e Paterniti ai suoi lati. Inizio di partita scoppiettante e Gagliardo verticalizza subito per Tornitore. Tornitore va all'1 contro 1. Poi una finta, la sterzata, il cross, cercare Mongelli, l'intervento di Gazzana che toglie la palla dalla testa dell'attaccante. Riparte il Nicosia in contropiede con Oviedo che pilota palla sulla sinistra. Oviedo alza la testa, serve Garriga. Garriga si gira e la serve bene a Lopez. Lopez chiude la triangolazione con Oviedo. Oviedo sul secondo palo per Fernandez, troppo alto per lui. Calcio d'angolo per il gialloblu, lo batte Sinatra. Sul secondo palo per Giama di testa, respinge Navarro che si fa trovare pronto. Ancora corner, sempre Sinatra sul punto di battuta. Sinatra sul primo palo, sfiora Lopez, poi col ginocchio Manuel Lopez devia nella sua porta e il Giarre si porta in vantaggio al 20° minuto grazie all'autogol di Manuel Lopez. Continuano a premere sull'acceleratore giallo-blu. Bozzanga per Paterniti, lancio in profondità a cercare Tornitore in mezzo a due. Tornitore riesce a fare la sponda per Mongelli, il controllo, Mongelli col sinistro, fuori bersaglio. Lopez con le mani direttamente all'interno dell'area a cercare Tornitore, la palla finisce Sinatra per Gagliardo, si oppone col corpo Pittera. Torna a farsi vedere in attacco il Nicosia, Garriga servito in profondità all'1 contro 1 con Lopez, ancora Garriga riesce a girarsi all'indietro sulla tre quarti. Gonzalves, una finta, lo ferma per un secondo Gagliardo, ancora Gonzalves che ha un po' di spazio, l'assist all'interno dell'area per Lopez, Lopez basso, Spampinato salva sotto porta su Fernandez. Ospiti pericolosi in ripartenza di inizio ripresa. Garriga lascia sfilare per Oviedo. Oviedo il tracciante in profondità per Fernandez, lo copre Giama, poi Fernandez tocca il pallone, contatto con Tomaselli, troppo poco per il direttore di gara che lascia proseguire. 58esimo, i giarresi conquistano un piazzato sulla destra, lo batte Sinatra rapidamente, sorprende la difesa, il controllo di Tornitore, Tornitore col piatto, Vincenzo Tornitore, sempre lui, 12 in campionato, 7 nelle ultime 6 partite, non sbaglia un colpo, il 7 giallo-blu, 2-0 per il Giarre. Sotto di 2 gol, prova a scuotersi il Nicosia, Spitaleri per Fernandez. Fernandez, il traversone sul secondo palo, bello per Oviedo al volo, fuori di poco. Primo cambio per Mister Catania e pioggia di applausi per Vincenzo Tornitore. Al suo posto entra Mattia Leotta. Raffin conduce palla, poi la larga a destra per Pittera. Pittera, il cross, tocca Spampinato, poi Fernandez, basso per Oviedo, respinge Tomaselli. Il Nicosia attacca e lascia però tanti spazi per la ripartenza del Giarre e qui prova ad approfittarne Sinatra. Si sovrappone sulla destra Paterniti, servito. Paterniti ancora torna da Sinatra, va all'1 contro 1. Sinatra, il mancino dal limite, si oppone Navarro, poi arriva Bozzanga col destro ma è tutto fermo per fuorigioco. Altro cambio per il giallo-blu, fuori Paterniti, dentro Papotto. Bozzanga, spazio per impostare in mediana, allarga a destra per Lopez. Lopez sulla stessa fascia per Leotta. Si sovrappone anche Papotto senza palla, lo serve Leotta, grande numero di Papotto che manda al barone avversario. Papotto in aria, il destro, respinge Raffin. Ci prova fino alla fine la squadra di Picone. Gonzalves si imbuca per Pittera, è costretto ad allargarsi e uscire dall'aria. Poi serve Spitaleri, il cross in mezzo, testa di Giuffrida. Poi Giama rischia, appoggia verso Tomaselli che anticipa con grande prontezza Oviedo. 3 punti di capitale importanza che valgono il primo posto. Il Giarre rifila il più classico dei risultati del Nicosia e si prende di forza la vetta solitaria della classifica, visto il pareggio del Camarat in casa del Gemini. Compattezza, resilienza e spirito di squadra sono stati gli ingredienti principali della vittoria odierna. Tanto entusiasmo per aver ritrovato il primato, ma nulla è stato scritto nella pietra. Mancano ancora 180 minuti alla fine del campionato e già domenica prossima sarà vera battaglia sportiva, perché i gialloblu andranno a far visita al Villarosa con un solo obiettivo: vincere.